Ehi tifoso dell'Azzurra! Benvenuto in un altro video, vediamo le ultime notizie dal Napoli. Se sei nuovo qui iscriviti subito e aiutaci lasciando il tuo mi piace. Gianluigi Buffon, portiere del Parma e campione del mondo, è intervenuto nel corso della Bobo TV e si è soffermato anche sul Napoli. Queste le sue dichiarazioni. Dagli anni di Roma, Spalletti ha fatto vedere che aveva qualcosa di diverso. Poi, si dice che a un certo punto della stagione, le sue squadre deragliano, ma io credo poco a queste voci. La verità, per quello che ho visto quest'anno, il Napoli è una vetrina per il calcio italiano unica. All'estero vedono veramente una squadra che fa divertire, che gioca un calcio vero e secondo me fa paura. L'unica outsider, continua, in Champions per me era il Benfica. Però, vedendo il Napoli, se si dovesse incontrare col Benfica, non so se i portoghesi riescano a passare. In questa condizione, con l'attaccante Osimhen in grazia di Dio, con Kvaratskhelia, è una rosa che sta facendo vedere un gioco che in Italia non si è mai visto. Qualcosa forse con Sarri, però, questo Napoli mi entusiasma di più. È appassionante e, per lo più, meritevole. Non so se gli dia forza il fatto che non abbia rivali dietro, però vince con una facilità ogni partita che è disarmante. Chiaramente quando hai un distacco di 20 punti, la cosa può aiutare. Inoltre, ha aggiunto, Champions. Secondo me è stato fortunato nel sorteggio, perché giocherà contro un'italiana. Dunque, tratterà la partita come se fosse una di campionato. È quello che è accaduto a me quando ho giocato la finale di Champions col Milan. Io ero serenissimo perché conoscevo tutti i giocatori. Per me può arrivare in fondo e sarei felicissimo, quindi è tutto fan. Mi fermo qui, tornerò più tardi per aggiornarvi con le ultime notizie dal Napoli. Non dimenticare di lasciare il tuo mi piace e di iscriverti al canale. Forza Napoli sempre!